Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo dalla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Per i meriti e l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano Vescovo e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce. Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo nome santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e col suono del corno.
acclamate davanti al Re il Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». È parola di Dio. Un giorno santo è spuntato per noi, venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui.
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, se avete fatto caso, le letture di questa messa, che è la messa del giorno, stanotte abbiamo celebrato la messa della notte, le prime messe di questa mattina erano le messe dell'aurora, questa è la messa del giorno. Ebbene, le letture di questa messa, le letture del giorno, presentano la nascita di Gesù attraverso l'immagine della parola, non solo l'immagine della parola, anche quella della luce, ma in particolare con insistenza, con l'immagine della parola. La prima lettura ci dice Dio, la seconda, quella tratta dalla lettera agli Ebrei, Dio che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E l'Evangelista Giovanni, proprio nelle ultime parole del brano che abbiamo letto, conclude così il prologo, viene chiamato prologo, questa lettura grandiosa, in principio era il Verbo. Dice, Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. La traduzione letterale sarebbe Lui ce l'ha raccontato, Lui ce l'ha narrato. E il racconto viene fatto con la parola, la narrazione viene fatta parlando. E più ancora all'inizio di questo brano evangelico, il prologo di Giovanni, l'Evangelista definisce Gesù con la parola il Verbo, all'inizio, in principio il Verbo. E la parola verbum in latino non è come in italiano, noi diciamo i verbi, avere, essere, amare, mangiare, quei verbi. No, la parola verbum vuol dire parola. Ebbene, la cosa che occorre spiegare, perché appare decisamente strana, è come mai le parole della scrittura che abbiamo sentito, parlare, narrare, raccontare, la parola, vengono usate nella liturgia in riferimento a un bambino che non sa neanche parlare.
È un infante il bambino che vediamo nella mangiatoia e nel presepio, un infante che letteralmente vuol dire uno che non è capace di parlare. In altre parole, le letture della liturgia ci presentano la nascita di Gesù come un evento di parola, quando colui di cui si parla, colui che viene celebrato nel suo nascere, è senza parole. Un bambino, un neonato non parla, vagisce eventualmente. Capiamo subito allora che il termine parola, parlare, non viene usato semplicemente per indicare un vocabolo o un insieme di vocaboli come può essere un discorso. Se bastassero i bei discorsi non sarebbe stata necessaria l'incarnazione del Figlio unigenito di Dio, della parola stessa di Dio. Non mancano certo i bei discorsi in giro, ce ne sono anche troppi. In realtà, quando la Scrittura usa il termine parola o parlare in riferimento a Gesù, lo fa certamente anche per indicare quello che lui ha detto con i suoi discorsi, perché Gesù, crescendo e andando in giro per la Palestina, ha anche parlato, certamente indica questo, ma proprio perché oggi viene applicato al bambino Gesù incapace di parlare, capiamo che la Scrittura vuole indicare, dicendo parola, parlato, eccetera, vuole indicare soprattutto quello che Gesù ha manifestato, ha raccontato, ha parlato attraverso la sua vita, attraverso il suo concreto modo di vivere. Quella è la parola. L'insieme quindi della vita di Gesù è la sua parola, a cominciare dal suo modo di nascere, attraverso il quale egli ha rivelato, ha raccontato, ha fatto capire che la gloria del Dio invisibile, quella gloria che dice il Vangelo di Giovanni si è manifestata, non è la gloria e la potenza umana, ma è la potenza dell'amore che condivide la situazione delle persone amate, che si mette a fianco di chi è più povero e bisognoso, perché questo ha fatto l'amore di Dio. Questa è la gloria di Dio. Non è la potenza o il dominio, è l'amore, capace di donarsi, l'amore libero, gratuito, glorioso. A cominciare quindi dal modo in cui lui è nato, ho detto, Gesù ha parlato, ma potremmo anche dire, per finire con il modo in cui lui è morto, quando sulla croce non fa più nessun discorso, ma muore affidandosi totalmente al Padre e perdonando i suoi uccisori e chiedendo perdono per loro. Potremmo allora più precisamente dire che il Natale del Signore, e lo sarà ancora di più la sua Pasqua, che il Natale del Signore è già un evento di rivelazione, una parola che rivela, anche se non dice nessun termine concreto, nessuna parola concreta. Un evento di rivelazione che continua anche oggi a raccontare, a narrare anzitutto di Dio. Il Dio rivelato, il Dio raccontato da Gesù, a cominciare dalla sua nascita, è amore paterno che si abbassa, che si umilia per condividere la situazione e la condizione delle persone amate, fino a dare anche la vita per loro. Dio poteva fare questo solo facendosi uomo e l'ha fatto, l'ha realizzato nel Figlio, il Figlio coeterno con Lui, come ci ricorda San Giovanni all'inizio del suo prologo e come ce lo ricorda anche l'autore della lettera
agli ebrei nella seconda lettura: egli è irradiazione della sua gloria. Ma capiamo allora quale gloria? La gloria dell'amore che si dona gratuitamente. Egli è irradiazione della sua gloria, è impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente. Parola che è certo voce che si comunica in vocaboli, ma parola che è ancora di più la sua vita, il suo donarsi. Evento di rivelazione, il Natale lo è non solo rivelandoci chi è Dio, qual è la vera gloria di Dio e quale deve essere poi anche la nostra gloria, ma è evento di rivelazione anche rivelando chi siamo noi. Rivela chi è Dio, rivela chi siamo noi. Siamo figli creati per corrispondere all'amore del Padre creatore. E dal momento che questo supera le nostre possibilità di uomini fragili e tendenzialmente portati alla disobbedienza, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, dando a coloro che lo accolgono, ci dice il Vangelo di Giovanni, il potere di diventare figli di Dio. Ciascuno di noi, ma anche ogni altro uomo e donna che vengono a questo mondo, sono creature chiamate a diventare figli di Dio, grazie a Gesù. È proprio per questo che il Natale è una festa certamente cristiana, ma aperta all'universalità, aperta all'umanità intera. E il messaggio che essa ci comunica è un messaggio assolutamente di pace. Pace con Dio, figli, pace con gli uomini, fratelli. E quindi un messaggio di fraternità e di riconciliazione. E questo è quanto mai attuale in questo momento in cui sembrano prevalere nel mondo sentimenti di violenza, di guerra, di rifiuto dell'altro. E questo avviene purtroppo anche nelle relazioni più vicine, non solo in Ucraina o in Palestina. Il messaggio che gli angeli proclamano e che noi abbiamo cantato con il Gloria, pace in terra agli uomini amati dal Signore, questo messaggio assume una particolare visibilità proprio alla luce del farsi uomo del Figlio eterno di Dio per portare pace, riconciliazione, fraternità. Accogliamo ognuno di noi questo messaggio, accogliamolo. È un appello alla nostra libertà, corrispondiamogli e preghiamo con insistenza, senza stancarci, perché questo appello di pace, di riconciliazione, di fraternità possa, nonostante tutto, farsi strada anche nel cuore degli uomini e dei popoli. Rinnoviamo ora con il canto la nostra professione di fede. Possiamo seguire il testo al numero 33 del libretto dei canti. Alle parole che ricordano il mistero dell'incarnazione genuflettiamo. Credo in unum Deum, Padre onnipotente, et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salute, descendit de celi. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle, in questo giorno santo nel quale esultiamo per la nascita del Figlio di Dio, irradiazione della gloria del Padre e luce vera, rivolgiamo a Lui la preghiera che scaturisce dalla fede. Ripetiamo insieme: Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per la Chiesa, perché sia fedele alla missione di annunciare con gioia a ogni creatura che tu, Verbo fatto carne, sei il volto misericordioso del Dio invisibile. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per le famiglie, perché il cordiale ritrovarsi di questi giorni rinsaldi i legami tra le generazioni e in te che sei la pace vengano superate incomprensioni e sofferenze. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per quanti cercano la verità, perché nelle tenebre splenda la tua luce, nel dubbio risuoni la tua parola e nella fatica trovino in te la forza. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per i disoccupati, i detenuti, i profughi, perché nessuno si senta solo e abbandonato, ma tutti siano raggiunti dal tuo amore. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per noi qui riuniti nel tuo nome, perché dallo scambio gratuito dei doni nasca la volontà di una rinnovata attenzione alle necessità dei poveri. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Esprimiamo nel nostro cuore le nostre personali intenzioni di preghiera. Signore Gesù, Verbo del Padre, sei venuto in mezzo a noi per condividere la condizione umana e darci il potere di diventare figli di Dio. Dalla tua pienezza donaci grazia e verità, perché le nostre azioni siano feconde di bene, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio, dal quale viene il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice
Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati
ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare.
Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale per Cristo nostro Signore. Entro a dare qualche avviso utile. Presepio, albero di Natale sono aperti, pronti. All'albero, come ogni anno, possiamo aggiungere, attaccare qualche cartoncino con un nostro pensiero, augurio e preghiera, come desideriamo. Vicino al presepio è stata posta anche la luce di Betlemme, accesa alla lampada che sempre arde nella grotta della Natività di Betlemme, luoghi che ci ricordano il dramma di questi momenti. Si può attingere a quella fiamma e portarla nella propria casa, basta munirsi di una candela adatta. Sui banchi oggi troviamo la busta dell'iniziativa benefica a sostegno dei nostri missionari, un posto al tuo pranzo di Natale che invitiamo a valorizzare. Ricordo che domani, Santo Stefano, ci sarà una sola Santa Messa alle ore 10:30. Altri avvisi li trovate presso le porte nel foglietto degli avvisi. Al termine della messa ci sarà il canto finale della nostra corale, che ringraziamo, e seguirà il canto del gruppo dei nostri bambini. Ecco, quindi ascolteremo questo piccolo concertino conclusivo e è un momento in cui farsi gli auguri, salutarsi reciprocamente, gioire fraternamente. Vorrei, a nome di tutti, porgere gli auguri al nostro Vescovo e Padre Corrado. Grazie per il suo servizio, la sua guida. Insomma, non tradisce davvero il passare degli anni, perché lo vediamo sempre correre, affrettarsi, come faceva Maria, nel suo essere presente e attento a tutti. Grazie. Abbia dunque salute e abbia pace nel cuore, senta l'incoraggiamento che le viene da tutti noi. Abbia pace non perché risolto ogni problema, sarà un po' improbabile, ma perché la luce di Cristo la illumina, la sostiene, anche il conforto della vicinanza di tutta questa famiglia. I nostri auguri anche per il suo compleanno, festeggiato ieri l'altro, e le inviamo ora i nostri angeli a portarle di persona, a nome di tutti noi, l'augurio, e nelle loro mani le nostre. Auguri. Ringrazio anch'io Don Graziano e questi simpatici bambini che sono stati anche molto bravi durante la messa. Ringrazio anch'io il coro, era qui questa notte oggi e sarà anche in prossime festività. Lo ringrazio davvero, ci aiuta a pregare nel modo migliore, lodando Dio con il canto che ci sostiene. Ringrazio Tenda TV e Radio Palazzo Carli che hanno irradiato la celebrazione. Desidero raggiungere tutti coloro che si sono messi in contatto con i migliori auguri di buon Natale, di un santo Natale e di un sereno anno nuovo. E lo stesso augurio lo faccio a tutti voi, cari fratelli e sorelle. Ne abbiamo davvero bisogno di un Natale santo e di un nuovo anno sereno. Invochiamo il Signore, il dono del suo Spirito, che ci aiuti, che è spirito creatore, che ci aiuti a rinnovarci interiormente e rinnovi anche il volto della nostra Chiesa, della nostra società. È una preghiera che non dobbiamo mai stancarci di fare. Chiediamo la benedizione del Signore che ci accompagni e ci aiuti a gioire interiormente ed esteriormente per questa solennità.
il nostro venerato padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio, che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. E per intercessione della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
che